Da consigliere comunale a Caorle aveva presentato un'interrogazione per chiedere informazioni su presunte infiltrazioni mafiose nel tessuto economico della cittadina balneare. Ma a Rosanna Conte, eurodeputata leghista, una risposta è arrivata anche fuori dal Consiglio comunale, una lettera anonima che ha il sapore di un avvertimento, di un'intimidazione per la quale ha già sporto querela ai carabinieri. Quando l'ho aperto ho trovato questi 3 fogli, di cui uno c'erano quelle scritte, non so se avrà visto da qualche parte, dove c'era Spiuli merita rispetto, con quelle frasi, scivola, sbatte la testa, eccetera, e col disegno della famiglia. E sull'altro c'era una mano con un proiettile e sul terzo foglio in formato A5 l'articolo della Nuova Venezia, dove si parlava che il gruppo dell'Istagnolo sindaco aveva depositato un'interrogazione per la mafia a seguito degli articoli sul giornale. In queste ore la solidarietà del mondo politico è unanime, dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli a quello della regione Veneto Luca Zaia, che ha definito la vicenda gravissima, un atto da condannare senza se e senza ma e sul quale si augura gli inquirenti facciano chiarezza. Sì, però sicuramente non mi fermo, sono un paio d'anni che ultimamente Caorle viene paragonata a Eraclea, questo ambiente così mafioso, ecco, e anche il gesto che ho ricevuto io è chiaramente di tipo mafioso. Quando il 18 luglio la Commissione parlamentare antimafia si riunì in prefettura a Venezia per valutare, assieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni, il radicamento della criminalità organizzata in Veneto, l'attenzione si era focalizzata, partendo dall'inchiesta su Eraclea, anche su quella parte di litorale. In vari punti dell'ordinanza emessa dal Tribunale ci sono collegamenti tra i clan dei Casalesi di Eraclea e le famiglie dell''ndrangheta che da tempo sono presenti a Caorle. A Caorle vi è da tempo un clima di sospetti e situazioni poco chiare, a volte anche omertose, ha detto Rosanna Conte, con troppi silenzi che di certo non aiutano una comunità laboriosa e rispettabile che deve essere tutelata.